Buon pomeriggio, buon sabato, bentrovati. Ultimo appuntamento dello speciale elezioni europee 2024 del Punto in questo ultimo giro di giostra. Poi avremo ovviamente subito dopo il voto l'approfondimento per così commentare i risultati appunto di queste elezioni. Dicevo ultimo giro perché oggi sentiremo le voci dei 5 partiti insomma più votati alle ultime politiche, quindi le abbiamo tenuti anche per ultimo. Ci saranno Fratelli d'Italia, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la Lega e Forza Italia, quindi il dibattito oggi sarà tutto incentrato sui temi che riguardano questi partiti, ma come sempre la prima parte della nostra trasmissione, l'anteprima, noi la dedichiamo a quello che è successo durante questa settimana, lo facciamo un po' sorridendo per allentare subito il clima con Totò Calì. Ciao Totò! Sento, sì. Non ti sento più. Non è successo. Cosa non è successo in realtà? Cosa non è successo? Allora guarda, io ti faccio vedere, poi li presentiamo, ti faccio vedere un po' di ospiti che già sono sistemati, ci sono ovviamente i nostri colleghi che ci ascoltano, perché tutti quanti aspettano le tue vignette a inizio di trasmissione. Allora, intanto come stai? Tutto bene? Non dormo la notte. Stai bene tu? Non sto bene. Beh, ti vedo sorridere, questo mi fa piacere. Allora, prima vignetta, vai, chi è questo? Allora, non lo so. Ecco. È Trump. Ah, è Trump, perché giustamente, insomma, gli ha detto... Condanna penale. Penale, raccontala però perché ma qualcuno ride già. Perché lui insomma è stato accusato per la corruzione della prostituta, insomma per pagare per il per i presidenti americani non è neanche una novità. Una novità, quindi Trump condanna penale e questo diciamo di politica internazionale. Andiamo a vedere la prossima. Questo è quello che ha detto il Papa a inizio settimana. Questa è Salve Regina e tu fai l'altra. Salve Regina, ciao Stella. E che il Papa non ammette i seminaristi gay. C'è stato un gran parlare, no, di questa frase del Papa, c'è troppa, com'è che ha detto? Frocitudine, no, ha detto, frociaggine, ha detto, c'è troppa frociaggine, insomma, quindi questa... Poi si è scusato però, salvo poi... Sì, poi è ritrattato, è ritrattato. Prossima vignetta, andiamo cosa c'è, prossima vignetta, sta arrivando, un attimo, con calma, è premura. Eccola, aspetta, questa pure la dobbiamo raccontare, Ormai è diventato un classico. Giorgia Meloni arriva in Campania e saluta il presidente della regione Campania che le aveva apostrofata in un modo così, diciamo, poco gentile anche nei confronti di una donna, almeno per cavalleria. Quindi il teatro napoletano, De Luca e Meloni, miseria e nobiltà. Miseria, insomma direi. E qui tutti e due si dicono tu sei la miseria. Perché ognuno si sente la nobiltà, no? A modo c'è poca nobiltà in tutte e due secondo me. Vabbè. Allora, questa la commentiamo poi anche con gli ospiti, visto che ci sono quelli del PD e quelli di Fratelli d'Italia. Prossima vignetta. Europee, questo chi è? Il fotografo, il giornalista. Questo sì. Niente ponte, perché il ponte è uno degli argomenti, no, di campagna elettorale, quindi il ponte... Niente ponte, ma tante passerelle. Tante passerelle, perché in effetti sono venuti tutti, diciamo, nell'ultima settimana a rafforzare la campagna elettorale dei candidati in campo. Ne abbiamo ancora un'altra? Ecco, questa è seria, questa è seria, mischia due cose divertenti. Ho mischiato due cose. Una serissima e una un po' più divertente. Raccontala tu. Alla posta di Catania c'era un ladro che voleva essere aiutato da uno che era lì alla posta, un cliente, diciamo, e quello gli ha detto un bar, la rapina stai facendo io, la sto facendo tu. In questo caso, siccome si discute su mandare o no sti missili europei o della NATO sulla Russia, e quindi c'è l'Europa che chiede che faccio, li lancio sulla Russia. Pare, la terza guerra mondiale stai facendo io, la sta facendo tu. Mi pare giusto, questa è la liscia della... Abbiamo finito. Diciamo, pigliamo la ridere. Pigliamo la ridere. Ah no, ce n'è un'ultima che è, vediamo. Che è sta cosa? L'hai fatta in estemporanea. Vediamo se riesci a farla dormire. Tu.
Sta stronza non si La addormenta. stronza non si addormenta. Ecco. Come stronza? E non mi dire che è di Fratelli d'Italia. Perché Barbagallo è chiamare. diventato papà, l'abbiamo fatta tutto in diretta, abbiamo fatto. Hai visto Barbagallo che deve essere con noi, anzi ancora non è arrivato perché appunto ha avuto questo lieto evento, gli faremo gli auguri evidentemente in diretta, quindi gli faremo vedere anche questa vignetta che ti chiederà, quindi poi mandagliela. Totò, grazie, allora ci vediamo noi la prossima settimana perché il punto c'è nella versione classica e poi lunedì invece faremo lo speciale diciamo dedicato appunto ai risultati delle elezioni, il nostro approfondimento, l'analisi, quindi là ci sarai anche tu, quindi così come ci sarai sabato prossimo. Grazie Totò, ciao, buon fine settimana. Buona giornata e buon lavoro. Ciao Totò, allora sigla e poi cominciamo con l'appuntamento di oggi con il punto dedicato alle elezioni europee 2024. Eccoci di nuovo in diretta dopo la sigla, dicevo ultimo giro di così, appello al voto, chiamiamolo così, di incontri elettorali in vista del voto per le elezioni europee che sarà sabato e domenica prossima, lo ricordiamo adesso, lo faremo più volte durante la trasmissione, si voterà dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno, quindi seggi aperti per un giorno e mezzo, andate a votare, questo è l'appello, non ci interessa per chi, però andate a votare perché è giusto a queste elezioni partecipare in maniera importante perché c'è in gioco una parte del futuro della nostra Europa. Vi presento gli ospiti, in studio con noi il senatore Salvo Pogliese in rappresentanza della lista Fratelli d'Italia. E lo vediamo nella poltrona vuota, ci dovrebbe essere, l'abbiamo spoilerato come dicono i ragazzi con la vignetta di Totò Calì, ci dovrebbe essere, sta per arrivare Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico e deputato nazionale in rappresentanza appunto del Partito Democratico, accanto al fantasma in questo momento di Anthony Barbagallo c'è la deputata nazionale, senatrice nella scorsa legislatura, la parlamentare Valeria Sudano in rappresentanza della Lega, buongiorno Sudano, ed è arrivato anche lui in fretta e furia, ha lasciato Conte da qualche parte in Sicilia, adesso sta ripartendo, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola. Buonasera Di Paola, anche a lei. In collegamento da Trapani perché ovviamente le nostre strade non ci consentono spostamenti veloci, c'è il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana Stefano Pellegrino. Buon pomeriggio Pellegrino. Buon pomeriggio a voi. Sempre contento Pellegrino, Dio sempre sorridente, prendiamola, scherziamoci un po'. E poi i colleghi con noi qua in studio, Michela Giuffrida, ciao Michela. Che non ci sente. Buon pomeriggio, eccomi qua, ciao. Ciao Michela, collega giornalista e già europarlamentare, quindi che conosce il tema a menadito. La collega di Repubblica Miriam Di Peri, eccola qua, ciao Miriam. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Dovrebbe esserci il nostro Condor Condorelli che ancora non vedo però collegato, quindi adesso lo chiameremo e lo saluteremo. Luca. Dimmi, che è successo? No, ma diciamolo che Barbagallo è diventato papà da 2 ore. L'abbiamo detto è 10 minuti che lo stiamo dicendo. Anche la vignetta. Abbiamo fatto anche la vignetta in non tempo reale. Non si sentiva nel collegamento, scusate. In tempo reale, anzi guarda, te la facciamo rivedere proprio perché non eri collegata. Facciamo rivedere la vignetta di Totò Calì, adesso te la facciamo rivedere, eccola qua. Abbiamo messo un po' di settimane, ride anche Miriam, insomma, che sta raccontando poi sul suo giornale tutte i gossip interni alle liste dei partiti. Allora Miriam, oggi la prima domanda te la concedo a te. Hai visto insomma che parterre che abbiamo oggi, quindi insomma ti puoi sbizzarrire così come Michela, già io so che c'ha un sacco di domande da fare. Ricordiamoci ovviamente che stiamo parlando di elezioni europee perché si sovrappongono anche delle elezioni amministrative in questa tornata elettorale, quindi ci sono anche altre partite aperte, restiamo, lo dico a tutti, sulle europee. Domande veloci, il tempo ovviamente, anzi rispieghiamo il meccanismo dei nostri confronti elettorali, i nostri ospiti hanno
un tempo di 10 minuti di parola per ognuno, possono sovrapporsi se vogliono, partirà il tempo in contemporanea, tutti avranno 10 minuti, quindi sfruttate questi 10 minuti come meglio credete, insomma questa è la par condicio che ovviamente ci obbliga a tenere anche in questo confronto che è delle europee i tempi contingentati e ristretti. Miriam, a te, prego. Eccomi. Da chi partiamo? Vabbè, partiamo da Stefano Pellegrino, dalla lista di Forza Italia, che è diventata una lista, come dire, con tantissime sfide al suo interno tra i vari candidati, e adesso in piena campagna elettorale viene fuori il tema dell'opportunità che venisse nominato l'ex eurodeputato forzista Salvatore Iacolino in assessorato alla sanità. E c'è, come dire, il forzista Iacolino guida la sanità in Sicilia, a sollevare il caso di incompatibilità è un'altra forzista, Margherita La Roccaruvolo, a sua volta candidata. Ecco, Pellegrino, siete alla resa dei conti? No, assolutamente, non siamo alla resa dei conti, anzi noi propugniamo la competitività, come del resto lo facciamo con le imprese, che nel nostro programma è prevista la libertà di impresa e la competitività tra le imprese, così anche all'interno della lista c'è competizione, per cui magari ci possono essere delle frizioni. C'è stata un'interrogazione tra l'altro della Margherita La Roccaruvolo, che ovviamente nell'opportuna sede sarà verificata, ma comunque non mi pare che ci siano frizioni particolari, perché anzi si tratta di una lista strepitosa, quella di Forza Italia. È naturale che ci possano essere nella competizione delle frizioni, ma che poi vanno via dopo 1 o 2 giorni, un'ora, ma assolutamente. È un fatto fisiologico in tutte le competizioni, è un fatto fisiologico in tutte le tornate elettorali, per cui non dobbiamo né meravigliarci e neanche sorprenderci del fatto che ci possono essere ogni tanto lamentele, preoccupazioni, è un fatto normale, ecco. Allora, lei vede il tempo, no Pellegrino? Il tempo lo vede, allora dico alla regia, facciamo vedere il tempo anche a Pellegrino, così si regola e tara i suoi interventi anche per gestirsi al meglio il minutaggio. È certo che, lo dico a tutti, ognuno per conto suo, queste elezioni europee come sempre diventano bilancino di partite interne agli stessi partiti, dentro la coalizione, insomma tra singoli esponenti di partito, no? Guardo anche i colleghi, saluto anche Antonio Condorelli che ci ha raggiunto. Ciao Antonio, elegantissimo come sempre oggi. Ciao, è un piacere essere con voi. Ciao Antonio. Allora dicevo, lo dico a Michela, lo dico a Antonio, lo dico a Miriam, no, è una partita insomma interna anche alle singole liste, no? Per come dire, avvantaggiarsi poi in vista di altre competizioni anche negli equilibri della partita politica più in generale, nazionale e regionale. Michela, prego. Hai proprio ragione Luca, è una partita che si gioca tutta sugli equilibri interni, con una litigiosità allucinante dove spesso i temi europei rimangono assolutamente sullo sfondo. Quindi la mia prima domanda vorrei farla proprio riportando la discussione su temi europei che poi dovrebbero essere quelli che interessano i cittadini. La faccio a Nuccio Di Paola, che appartiene al Movimento 5 Stelle. Come sappiamo, per tutta la legislatura europea, quindi o quasi tutta, negli ultimi 5 anni il gruppo non si è accasato, è rimasto nel limbo dei non iscritti, e i non iscritti in Europa, lo sa il senatore pugliese che è stato eurodeputato, praticamente non toccano palla. Pensano di accasarsi in questa legislatura ma la cosa interessante è capire con chi, anche perché il Movimento 5 Stelle sta facendo una campagna che potremmo non omologare su destra e sinistra, la sta facendo su temi che sono tutti italiani, ma parliamo d'Europa. Con chi andrete in Europa? Con quale gruppo? Anche perché la vostra rappresentanza parlamentare italiana potrebbe incidere non poco sui nuovi equilibri della Commissione europea. Risposta secca, se è possibile.
fatto un preambolo, La risposta Di Paola, prego. provo a darla, dicevo, a decidere io come darla, se me lo consente. No, dico, c'ha quell'imprinting. no, lei, dico, che è fino, così, fino a ieri sera noi eravamo a Palermo, a Villa Filippina, erano presenti 2000 siciliani all'intervento che ha fatto il presidente Conte, e che ha fatto un excursus di quella che è stata la politica europea del Movimento 5 Stelle nei 5 anni trascorsi e di quello che sarà la politica del Movimento 5 Stelle nei prossimi 5 anni. Abbiamo visto delle differenze nette su alcune votazioni, perché poi io dico, al di là di accasarsi su un raggruppamento di forze politiche e quindi di eurodeputati o altro, comunque bisogna portare delle istanze importanti in Europa, e poi soprattutto quando ci sono delle votazioni importanti, soprattutto ad esempio votazioni che possono riguardare l'invio di armi o votazioni che possono riguardare l'austerity che spesso l'Europa ha nei confronti dell'Italia e anche di altri stati, il Movimento 5 Stelle rispetto ad altre forze politiche italiane ha sempre votato in difformità rispetto a Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, Lega e Fratelli d'Italia. Oggi il Movimento 5 Stelle, e c'è stato l'annuncio da parte del Presidente Conte un paio di giorni fa, sta lavorando assieme ad altre forze politiche per creare un contenitore nuovo all'interno dell'Europarlamento che si andrà a formare. Quindi è stata annunciata una sorpresa che poi verrà nei prossimi giorni ancora più sdoganata. Però dico, il messaggio che voglio far passare forte, che al di là del contenitore dell'Europarlamento dove si va a collocare il Movimento 5 Stelle o le altre forze politiche, è importante andare a portare le istanze che servono agli italiani e soprattutto quel messaggio che noi abbiamo nel simbolo, il messaggio di pace, che ad oggi con forza anche nelle votazioni nell'Europarlamento lo ha portato solo ed esclusivamente il Movimento 5 Stelle e, come diciamo noi, con disciplina e onore. Ma vede perché le chiedevo la risposta secca? Perché alla fine non mi ha risposto, mi ha detto che ci sarà una sorpresa, che votate non c'è dubbio, ma non potete partecipare alla costruzione del processo legislativo europeo. Questo lei lo sa bene. Ma lei sa bene che anche sulla votazione del Presidente dell'Europarlamento il Movimento 5 Stelle, anche se non era iscritto in un gruppo parlamentare, è stato fondamentale e decisivo. Quindi le cose si possono fare, l'importante è che ci sia compattezza e univocità delle proposte e delle votazioni che poi vengono fatte all'Europarlamento. E la sorpresa verrà svelata nei prossimi giorni. Allora, non ci dice niente, un pochettino dopo le elezioni. Dopo le elezioni, va bene. Allora, Antonio Condorelli, domanda, a che succede? Miriam, un attimino. Però io dovrei portare avanti una... Aspettate un attimo, vi accavallate. Allora, Miriam, devi fare una domanda o devi fare una considerazione? Sì, no, dovevo fare una domanda, non volevo interrompere Antonio, mi scuso. Allora aspetta che facciamo fare la domanda a Antonio. D'accordo. Allora, vai, prego Antonio. dovrei portare avanti una par condicio interna alle puntate, perché la questione che abbiamo sollevato la scorsa settimana, cioè quella del Parlamento regionale in ferie fino all'11 giugno, ha suscitato numerose reazioni. Io le ho ricevute personalmente e allora voglio girare la domanda anche a coloro che sono presenti oggi, perché in questo momento, con una Sicilia che è realmente in ginocchio, i parlamentari regionali sono in ferie. Si riuniranno l'11 giugno. Dal punto di vista pratico, giro la domanda a Pellegrino e anche a Di Paola, dal punto di vista pratico, voi ritenete che questa cosa sia eticamente, moralmente normale? E poi quali sono le prossime mosse, quali sono le cose che farete o le cose che è necessario fare? Oppure possiamo farne a meno di questo Parlamento regionale e arriviamo direttamente a luglio? Perché anche questo, alcuni agricoltori, mi faccio portatore per esempio dell'IGP Arancia Rossa, sono in ginocchio, non hanno ricevuto nulla, mi hanno detto fino a stamattina. Dal punto di vista pratico, non parlo dei provvedimenti annunciati o promessi, cioè dal punto di vista pratico cosa sta facendo questo Parlamento regionale che al momento è in ferie a fare campagna elettorale? Se volete mandare un messaggio agli agricoltori. Faccio un attimo una postilla, perché ovviamente Pellegrino, Di Paola sono deputati regionali, Pellegrino e Di Paola sono deputati regionali, Sudano e Pogliese e anche Barbagallo, che non c'è ma arriverà, immaginiamo, con i confetti, conoscono bene le dinamiche del Parlamento regionale. Questa è una cosa che
guardo voi, si ripete, no? È una cosa abbastanza di consuetudine. In effetti la domanda ci sta tutto, dice, ma possiamo ogni volta fermare l'attività, soprattutto in un momento come questo di crisi? A proposito della siccità è venuto anche il ministro Lollobrigida qualche giorno fa proprio da queste parti per spiegare quali sono le sue, le sue intenzioni. Allora la domanda chi era? Di Paola? A tutti, facciamola a tutti. Pellegrino Di Paola. Ma rispondo velocemente io e poi do la parola anche al collega. È ingiusto che si faccia di tutta un'erba un fascio. Cioè lei sta attaccando l'Assemblea regionale siciliana quando sa benissimo che le proposte devono essere portate dal governo di centrodestra che oggi governa la regione siciliana. Quindi non facciamo passare il messaggio che l'Assemblea è ferma perché i deputati non vogliono lavorare, ma perché c'è un governo di centrodestra che al momento è in frantumi, ha difficoltà a portare norme all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. Le ultime norme che sono state portate, e cioè il ripristino della votazione per le elezioni provinciali, nonché la norma salva ineleggibili che non ha nulla a che fare con i cittadini siciliani, sono state affossate perché questo governo non ha più una maggioranza all'interno dell'Assemblea regionale siciliana e ad oggi ci sono assessori regionali che sono in piena campagna elettorale. Io anzi plaudo e ringrazio i deputati in maniera trasversale che sono rimasti in aula per approvare un DDL che è diventato legge qualche giorno fa e che andrà ad aiutare l'agricoltura e gli allevatori che in questo momento sono in ginocchio con circa 21 milioni di euro che andranno il prima possibile a cercare di tamponare l'emergenza. Quindi non attacchiamo l'Assemblea regionale siciliana, semmai chi si deve attaccare oggi è il governo di centrodestra che non ha più una maggioranza all'interno dell'Assemblea regionale siciliana e che all'interno del proprio governo ha una litigiosità enorme e lo si vede pure da questa campagna elettorale. Pellegrino. E poi io la estenderei anche all'onorevole Sudano, al senatore Pogliese. La domanda era precisa ed impone una risposta precisa ed immediata, senza divagazioni dal punto di vista politico, perché poi se dobbiamo andare a rivedere tutta l'attività del governo Schifani abbiamo tutto il tempo per poterlo fare, ma la domanda era ben precisa: perché si lavora o comunque c'è una sospensione? Non c'è alcuna sospensione. Fino a ieri c'erano commissioni parlamentari e ci sarà ovviamente solamente, ma per ragioni di logistiche, una sospensione nel periodo, ma mi pare che c'è addirittura una commissione fissata anche per la prossima settimana. Quindi l'attività del Parlamento, del nostro Parlamento, del Parlamento regionale, viene svolta in questo momento quasi in maniera ordinaria, quindi non ci sono state ferie, le commissioni hanno funzionato, sono state calendarizzate tutta una serie di attività, audizioni. Quindi non mi pare, l'ultima legge è stata approvata 10 giorni fa, non mi pare che ci siano situazioni particolarmente diverse rispetto al periodo precedente. D'altra parte tutto questo può essere confermato da Lucio Di Paola, che è vicepresidente dell'Assemblea, quindi al di là del fatto che si possa pensare, ma quello è un fatto politico del quale poi ne possiamo discutere anche a parte, ma in relazione all'attività parlamentare non mi pare che ci siano disfunzioni o condizionamenti per quanto riguarda l'elezione parlamentare del Parlamento europeo. Allora, onorevole Sudano. Però, onorevole, io posso... però, perché non possiamo dire che questa... Sì, diciamo che l'Assemblea regionale siciliana ci ha abituato anche a una media di 8 ore di riunioni al mese. Però mi sembra che stavolta state facendo il record, perché a maggio risultano 5 sedute, l'ultima è il 21 maggio e la prossima sarà l'11 giugno. Lo so che è un'ordinarietà del modo di fare politica molto spesso all'Assemblea regionale siciliana, poi ci saranno anche l'estate, per carità, però c'è una parte della popolazione che attende da voi delle risposte. Sono degli imprenditori che mi hanno detto che non andranno a votare, quindi io mi faccio semplicemente portavoce e la risposta più che a me, che comunque confermo che il Parlamento è in ferie, perché è in ferie, la prossima seduta sarà l'11 giugno, la risposta l'hanno chiesta questi agricoltori. Allora, risposta agli altri, andiamo un po' più veloce anche con le considerazioni. Pellegrino, se ha esaurito, immagino che il tema... No, dicevo, ma gli agricoltori sanno bene che sono stati particolarmente
attenzionati da parte della politica, sia nei mesi scorsi che anche ultimamente, sia con i 10 milioni che sono stati previsti per gli allevatori, sia con tutte tutti gli interventi finanziari negli ultimi 4 mesi che arriviamo quasi a 100 milioni di euro, sono 200 miliardi e quindi ci stiamo, non dico che ci stiamo svenando si sta svenando la regione, però stiamo facendo di tutto anche attraverso i tavoli tecnici, attraverso il tavolo di crisi idrica, quello della crisi della siccità, ma insomma c'è stata la massima attenzione per gli agricoltori, e gli agricoltori lo sanno bene. Tra l'altro questo dell'agricoltura è un tema direttamente collegato anche, diciamo, alle questioni europee. Onorevole Sudano e senatore Pogliese. Buonasera. Innanzitutto saluto Condorelli e ci tengo a dire che non amo il teatrino dell'antipolitica e quindi non aderisco né a quello che ha detto l'onorevole Di Paolo né a quello che ha detto l'onorevole Pellegrino, perché credo che è giusto parlare con la verità e quindi da sempre durante le campagne elettorali si stacca 1 o 2 settimane le assemblee elettive, anche noi abbiamo staccato alla Camera e il Senato e riprenderemo l'11 giugno, perché è il momento più importante per spiegare ai nostri elettori che rappresentiamo in Parlamento, noi a Roma e i colleghi in Regione, quello che facciamo, quali sono i nostri obiettivi, quello che riteniamo siano giuste le politiche da fare in Europa. Su questo mi dispiace, credo che fare il parlamentare regionale o nazionale non si debba soltanto mettere all'interno di un'assemblea, ma va visto anche il lavoro che viene fatto in commissione, il lavoro che fai studiando gli atti parlamentari, tutto quello che serve e che c'è a supporto prima di arrivare in Parlamento una legge. Io ci tengo a dirlo perché credo che ognuno di noi cerca di fare quello che può fare con fatica, studiando, cercando anche di trovare delle soluzioni per il territorio che siano utili. Il mondo dell'agricoltura, come è stato detto, è in ginocchio, è in difficoltà per diversi motivi. Credo che il governo stia trovando le soluzioni, sia il governo regionale che il governo nazionale. È stato dichiarato lo stato d'emergenza, si aspetta un fondo importante da parte dello Stato e delle deroghe alla Regione Sicilia, quindi non credo che neanche il governo di centrodestra non stia facendo la sua parte, anche perché in questi casi sono atti che non hanno bisogno di votazione in Parlamento. Quindi non mi piace dire, non mi piace fare pensare ai cittadini che i politici sono a giocare o in ferie, ma credo che i politici fanno il loro lavoro come tutti, cercando appunto di avere la massima attenzione. Poi ovviamente i politici, come tutti coloro che fanno un'attività, c'è chi la fa meglio e c'è chi la fa peggio. Dei risultati, Pogliese. Ma io potrei parlare di quella che è l'attività parlamentare svolta all'interno del Senato. Noi siamo stati fino a mercoledì sera ad affrontare e a discutere oltre 3.200 emendamenti del centro-sinistra sul premierato. Siamo ritornati nelle città di appartenenza, ritorneremo all'interno del Senato martedì 12, fra le altre cose con un termine molto importante che è quello della presentazione degli emendamenti al decreto agricoltura. Sono stato parlamentare regionale, in passato mi ricordo periodi anche di astensione dai lavori parlamentari, non dalle commissioni, quindi ho avuto modo di ascoltare quello che ha detto Stefano Pellegrino. Se le commissioni dovessero essere convocate, continuano il loro iter, non credo sia eretico sospendere per 10 giorni l'attività parlamentare, ma poi, come ha detto anche la collega Sudano, credo che sta alla dignità di ognuno e al senso di responsabilità di ogni parlamentare svolgere la propria funzione, che si esercita all'interno delle aule parlamentari, ma che si esercita anche attraverso la predisposizione di disegni di legge, di interrogazioni o di attività nel territorio. È un po', come dire, Antonio, si direbbe populista questa sollevazione, diciamo, che hai fatto, questa come dire, osservazione, no? Cioè, in qualche modo succede sempre, quindi è inutile, è che forse ci siamo abituati, diciamo, che va così, ecco, questo è probabilmente, no, Antonio? Ma guarda Luca, intanto parliamo di un fatto purtroppo vero, poi le persone, ciascuno si fa una propria idea. Devo dire che apprezzo molto l'intervento della Sudano, quello che conta sono i fatti, cioè quando questi soldi materialmente arriveranno nelle tasche degli agricoltori.
quando sarà possibile per bloccare le cartelle esattoriali di pagamento inviati dai consorzi di bonifica, così come hanno chiesto gli esponenti del consorzio Aranzi EGP. So che è stato presentato qualche emendamento, poi magari a giugno poi se ne parlerà. Ecco, c'è un bisogno di concretezza e su questa partita si gioca anche queste elezioni europee, perché loro si confronteranno con un elettorato che chiede delle risposte. Allora, facciamo così, ci fermiamo un attimo per la prima pausa, dopodiché abbiamo anche quello che chiedono, no? Abbiamo chiesto, insomma abbiamo visto anche con i temi che i cittadini europei chiedono con più insistenza quali sono le priorità che deve avere questo nuovo Parlamento europeo. Allora lo vedremo subito dopo la pubblicità. Bentrovati, allora ci ha raggiunto e lo saluto l'onorevole Anthony Barbagallo, tanti auguri per la lieta notizia, insomma si sono congratulati, gli hanno fatto gli auguri anche ovviamente gli altri ospiti, è diventato papà. Come si chiama la bambina? Ludovica, terza femmina, quindi siamo a posto. Bellissimo nome, anche io insomma condivido con lei questo è concordato record. Prima Condivido. Quindi tanti auguri a Barbagallo, apprezziamo anche la sportività, insomma, perché in questi momenti capiamo anche che ci sono esigenze familiari, quindi insomma ci ha raggiunto e noi di questo ne teniamo conto. Lo vedete? Allora Barbagallo, faccio un po' di nuovo le presentazioni, soprattutto i collegamenti, perché qua conosce tutti. Collegato con noi da Trapani c'è l'onorevole Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, i colleghi Antonio Condorelli, Miriam Di Peri e Michela Giuffrida che è qui con noi. Abbiamo fatto un primo giro ovviamente di domande che riguardano appunto la crisi. Condorelli ha chiesto ovviamente della paralisi dell'Assemblea regionale siciliana, che poi insomma è quello che avviene normalmente ad ogni elezione. Abbiamo detto, prima di andare in pubblicità, vediamo però cosa chiedono i cittadini italiani, europei a questo nuovo Parlamento, e cerchiamo di capire se queste risposte, dalle quali fanno parte anche quelle ovviamente dei siciliani, sono come dire, aderenti alla realtà che viviamo ogni giorno. Il servizio è curato da Simone Mazzone con Ottavio Longo. Tra una settimana anche gli italiani andranno alle urne per le elezioni europee. Qual è lo stato d'animo dei cittadini? Cosa influenzerà le loro scelte? Secondo 2 sondaggi condotti e pubblicati nella seconda settimana di maggio dalla società SVG, la principale motivazione che porta gli elettori alle urne è il senso del dovere, poi il desiderio di cambiare l'Unione Europea, ma anche quello di renderla più forte. Non tutti però manifestano buona conoscenza della politica internazionale. Solo una persona su 10 si è dichiarata molto informata sui partiti italiani candidati e meno di 1 su 3 conosce vagamente il meccanismo di elezione della Commissione Europea, cioè l'organo esecutivo del Parlamento e del suo presidente. Tra i temi per gli elettori considerati priorità, al primo posto la sanità. Segue il potere d'acquisto e gli stipendi, lo scenario internazionale, la crescita economica, il futuro dell'Unione Europea. Secondo l'indagine condotta dall'Eurobarometro tra febbraio e marzo scorsi e pubblicata a maggio, ancora la sanità è al primo posto per gli italiani, seguita dalla creazione di nuovi posti di lavoro, i diritti dei consumatori e l'indipendenza energetica. Altra priorità dopo difesa e sicurezza, salita in classifica a causa della guerra, riguarda le strategie green. I cittadini sono molto attenti alla tutela dell'ambiente e alla qualità della vita. L'ecoansia affligge un intervistato su 3, soprattutto i più giovani. Nell'indagine Eurobarometro, secondo gli europei, invece, l'ambito prioritario dell'azione UE a medio termine è quello della sicurezza e della difesa, seguito a breve distanza da clima e ambiente. La sanità si colloca al terzo posto, prima di economia e migrazione e delle strategie utili a creare nuovi posti di lavoro. E questi sono diciamo, le priorità. Avete visto, insomma, faccio una domanda per tutti, insomma, sono le stesse richieste, più o meno ovviamente coniugate con l'interesse dei siciliani, la sanità al primo posto. Certo che non se ne può più Pogliese, Barbagallo, Sudano, Pellegrino, Di Paola.
di queste infinite lunghissime liste d'attesa, non se ne può più di medici che scappano via dall'Italia per andare a lavorare all'estero dove magari guadagnano di più, insomma questi sono i temi, e poi gli stipendi, ovviamente il potere d'acquisto del nostro euro, che non è uguale poi negli altri paesi europei. Pugliese, lei l'eurodeputato l'ha fatto, lo sa insomma come ci si confronta in questi casi? Io credo che questi sondaggi siano assolutamente indicativi di quella che è la percezione generale. All'interno di qualsiasi competizione elettorale, anche in questa competizione elettorale, vi sono delle priorità che i cittadini vanno a individuare. La sanità certamente è una priorità, il tema economico altrettanto. Sono rimasto anche particolarmente colpito dalla percentuale, ritengo il 22%, che auspica che l'Europa possa cambiare. Credo che sia una percezione reale che noi riscontriamo all'interno dei nostri territori durante questa lunga e entusiasmante campagna elettorale, laddove noi percepiamo come distante l'Europa dalla nostra terra, dalla nostra regione in particolare, per come ha affrontato anche alcune emergenze. Io voglio ricordare a me stessa e a chi ci ascolta quello che è accaduto molti anni fa. La ex collega Michela Giuffrida ricorderà la stagione che abbiamo vissuto insieme, che era quella dell'emergenza migratoria, quando l'Europa dimostrò una insensibilità rispetto a quello che noi abbiamo vissuto in trincea, a differenza di quello che accadde per esempio lungo la tratta migratoria dei Balcani. La Merkel impose all'Europa l'accordo UE-Turchia con il vituperato Erdogan, che era il nemico dell'Europa ma che poi divenne il principale alleato per bloccare quel flusso migratorio dei Balcani. 6 miliardi di euro l'Europa stanziò a fondo perduto per bloccare quel flusso migratorio, fra le altre cose costituito nella stragrande maggioranza dei casi da rifugiati, dai siriani, dagli afghani, cosa che invece non fece per cercare di contenere i flussi migratori nel Mediterraneo, fra le altre cose molto più rischiosi in termini di rischi di decessi in mare, cosa che è puntualmente accaduta. Quello che è accaduto allora, che è accaduto anche in questi ultimi anni, credo che abbia procurato questa disaffezione nei confronti anche dell'Europa. Penso ad alcuni accordi commerciali sul tema economico e nel comparto agricolo in particolare, che hanno visto l'Europa attenta a siglare accordi commerciali col Marocco, per esempio, col Sudafrica, miranti a determinare l'importazione in Europa e i dazi delle arance marocchine o delle arance sudafricane all'interno di un contesto in cui si registrava allora come adesso anche una concorrenza sleale, poiché i costi di produzione... cioè, quando vanno con i trattori sotto la regione... è assolutamente anche il frutto di queste anomalie all'interno di una competizione globale dove però l'Europa viene vista come matrigna. I costi di produzione in Marocco e in Sudafrica sono decisamente diversi rispetto ai nostri. In quelle nazioni non si rispettano normative imposte dall'Europa giustamente sul tema dell'utilizzo o meno di alcuni pesticidi. Ecco perché all'interno di questo contesto assolutamente di concorrenza sleale, alimentare in maniera aggiuntiva con la possibilità di esportare in Europa ai sendazi questi prodotti ha determinato il massacro soprattutto della nostra nazione e delle economie dell'Europa meridionale. L'Europa è stata troppo spesso a trazione tedesca e francese, io credo che ci sia la necessità di invertire la rotta in tal senso e quindi credo che quella percentuale non indifferente del 22% sia assolutamente realistica. I sondaggi dicono, guardo tutti, che in qualche modo ci sarà probabilmente con il risultato questo spostamento, diciamo, di asse verso un centrodestra europeo. Barbagallo. Ma ancora, quello che conta saranno i voti, i sondaggi testimoniano umori, sensazioni, ancora un po' presto per tirare le somme. Ma io credo che i sondaggi che avete pubblicato sono reali, trasmettono quello che è il sentimento dei siciliani e degli abitanti del mezzogiorno del paese, che sono molto preoccupati certamente dal disastro della sanità, che in questi anni certamente si è acuito. Le opportunità che ci sono state col Covid di finanziamenti consistenti non sono stati sfruttati appieno dal governo regionale negli ultimi anni, sia per quanto riguarda l'acquisto di infrastrutture, ma anche per l'ammodernamento degli ospedali e il reclutamento di nuovo personale medico e parasanitario.
Di fronte a questo disastro della sanità nel Mezzogiorno, la risposta che si impone certamente non può essere l'autonomia differenziata. Troviamo insopportabile che la Lega e gli altri partiti di centrodestra continuino ad alzare il grimaldello dell'autonomia differenziata, che a fronte delle gravi diseguaglianze che ci sono nel Paese servirebbero risorse certe, consistenti, per dare respiro agli ospedali del Mezzogiorno. Il tema non è soltanto, come diceva il conduttore, delle liste d'attesa che sono interminabili, arrivano anche a 2 anni. Il tema è anche che i pronti soccorso stanno esplodendo, non ci sono più medici, il numero dei medici di famiglia scende sempre meno. E poi state girando, no? Lo sentite? Cosa vi chiedono? Questo quindi, cioè, sulla sanità, è il primo immagino. tema. Servono risorse e servono risorse immediatamente. La relazione in Commissione Bilancio martedì è arrivata l'autonomia differenziata alla Camera. Il Servizio Bilancio alla Camera ha detto una cosa evidente: non ci sono le risorse e non sono state individuate, quindi è un disegno di legge spot che serve soltanto a fare propaganda, francamente, alle regioni del Mezzogiorno, e continuiamo a non capirlo. Da ultimo, su altri aspetti anche che sono emersi nei sondaggi, io sento i colleghi di destra ossessionati continuamente dalla vicenda dell'immigrazione, quando non vedono invece il tema delle migrazioni, e quando una delle domande più evidenti è quello del salario, che in Italia sono fermi al 1990, siamo il paese europeo con i salari più bassi d'Europa, e non si vedono tutti i nostri giovani, i nostri ragazzi che per trovare lavoro, il lavoro dignitoso, sono costretti ad andare fuori dal paese. Io credo che è una disattenzione grave a cui dobbiamo porre rimedio. E io credo che anche queste elezioni europee, dove i partiti sono slegati dalle contraddizioni, dagli imbarazzi, dalle difficoltà di costruire la coalizione, quindi c'è un voto chiaro, identitario ai partiti. Io credo che oggi il Partito Democratico rappresenta l'alternativa rispetto all'autonomia differenziata e a questo spacca Italia che il centrodestra sta portando avanti, e rappresenta anche un voto chiaro, netto, a favore, al sostegno della sanità, soprattutto nel Mezzogiorno, perché certamente servono risorse trasferite in modo dettagliato e preciso nei territori più deboli. Onorevole Sudano, ieri Salvini anche sull'autonomia differenziata è stato molto chiaro, diciamo, nel suo intervento in Sicilia. Sì, io, a differenza dell'onorevole Barbagallo, intanto siamo in una regione a autonomia speciale che quindi poco intaccherà sull'autonomia differenziata di cui parla l'onorevole Barbagallo, al quale faccio i miei auguri pubblicamente, che è diventato neopapà. Credo che, tornando un attimo indietro sulla sanità, i problemi siano problemi storici, e che la prima cosa da fare innanzitutto sia elevare il numero chiuso alle facoltà di medicina, perché forse l'errore dell'Italia è stato il nostro paese questo, di limitare il percorso di studi nelle facoltà di medicina, perché oggi ci troviamo a cercare medici un po' in giro per il mondo proprio perché mancano le risorse. Ma non è stato un problema economico, proprio manca il personale medico in Italia. Per quanto riguarda le risorse, certamente sono state spese male, ma anche qua dico, siamo in campagna elettorale, ognuno dà la colpa all'altro, però è vero che quando mancano opere infrastrutturali non può dipendere né dall'ultimo anno e mezzo di governo, né diciamo da quello che stiamo facendo oggi, ma vuol dire che non c'è stata una programmazione, non ci sono stati gli investimenti fatti, si è lavorato male. Per fortuna oggi, con tutte le possibilità che abbiamo tra PNRR e i vari fondi della Comunità Europea, che si è fatto anche il protocollo tra la Meloni e Schifani sugli FSC, anche su questi sono previste tanti investimenti per rimodernare le infrastrutture sanitarie. Dopodiché sull'autonomia differenziata non mi voglio sottrarre. Io credo tra l'altro è legata anche a questo tema, perché sono i cosiddetti famosi livelli assistenziali. Esatto, Calderoli stia facendo un ottimo lavoro, a differenza del passato, perché anch'io in un momento non condividevo l'impostazione. Calderoli invece prevede un fondo per i LEP prima di mettere in vigore l'autonomia differenziata, quindi credo che nel momento in cui tutti partiamo alla pari con i bisogni che ha bisogno una
scusate il gioco di parole, una regione, a quel punto sta alla capacità politica di chi governa le singole regioni, i cittadini potranno valutare il lavoro che verrà fatto da chi viene eletto nelle varie assemblee elettive, e a quel punto cammineremo tutti allo stesso modo. Quindi sono convinta che non sarà un problema, anzi sarà un vantaggio poter utilizzare e sfruttare alcune cose, come noi abbiamo eolico e fotovoltaico dappertutto, e nessuno ha mai pensato di andare a fare un accordo con lo Stato per sfruttare questa energia e prendere delle royalty in Sicilia, magari diminuendo le bollette della luce elettrica dei siciliani. Di Paola e Pellegrino. Guarda, velocemente, io sono stato in giro col Presidente Conte in questi giorni e continuerò con la campagna elettorale di questi ultimi giorni a parlare alle piazze. I siciliani sono stanchi, probabilmente ci sarà un forte astensionismo. E noi invece invitiamo i siciliani ad andare a scegliere, a dare un segnale forte, perché guarda che i siciliani sicuramente non vogliono l'aumentare dell'escalation della guerra. Noi aumenteremo nei prossimi anni e probabilmente nei prossimi mesi la percentuale di prodotto interno lordo che noi andremo in Italia ad investire sulle armi, quando invece diminuiamo i fondi per la sanità, perché c'è un continuo taglio sulla sanità, mentre aumentiamo i fondi per gli armamenti, per armare ancora di più l'Italia o per armare ancora di più gli stati in giro per il mondo. E permettimi di dire una cosa, noi oggi dobbiamo dare questo segnale, lo dobbiamo dare forte, non solo dal punto di vista europeo, ma anche dal punto di vista regionale. Qui noi abbiamo fatto i manager, dovevano essere fatti i manager delle ASP, che ad oggi sono solo commissari, cioè dopo mesi e mesi di litigi all'interno del governo di centrodestra, perché lo dobbiamo ricordare ai siciliani che c'è un governo di centrodestra qui in Sicilia da almeno 7 anni, dopo i forti litigi alla fine hanno fatto dei commissari e il presidente Schifani non ha dato loro nemmeno la delega per essere manager, e forse la darà dopo le elezioni europee. Nel frattempo, come hai detto tu, i pronto soccorsi sono intasati, e non solo perché mancano medici, infermieri, ma perché c'è una gestione negli ultimi anni dal punto di vista sanitario che è completamente all'abbandono più totale. E per quanto riguarda l'autonomia differenziata, che è importante, noi lo stiamo spiegando in maniera semplice ai siciliani. Chi è ricco, le regioni più ricche diventeranno ancora più ricche, le regioni più povere diventeranno ancora più povere. Io non voglio 20 sistemi di istruzione diverse, perché oggi abbiamo sistemi sanitari diversi e abbiamo visto quello che è successo durante il periodo Covid. Io non voglio un'Italia divisa in 20 regioni diverse. E in ultimo voglio ricordare, e finalmente sono contento che Fratelli d'Italia questa frase non la utilizzi più, il blocco navale non può essere fatto, perché la campagna elettorale degli ultimi anni di Meloni e Fratelli d'Italia si è incentrata sul blocco navale. I blocchi navali non possono essere fatti. Abbiamo visto che in questi anni l'immigrazione è aumentata, noi abbiamo avuto maggiori migranti che sono sbarcati in Sicilia e in Italia proprio col governo Meloni e col governo a trazione Fratelli d'Italia. Allora non dobbiamo fare meno propaganda e portare quei risultati concreti e parlare in maniera chiara ai siciliani che un futuro diverso è possibile, ma bisogna scegliere andando a votare l'8 e il 9 giugno. Però se posso, mi ricordo che nel governo Conte 1 Movimento 5 Stelle e Lega presentarono in aula l'autonomia differenziata e il Movimento 5 Stelle era a favore, allora non c'erano neanche i LEP previsti in quel disegno di legge. Solo per precisione. Sì. Beh, questa è la precisazione. È andata avanti, non mi pare. No, ma è decaduto il governo. Non mi pare sia andata avanti. Non mi pare sia andata avanti, quindi dico, questi sono tecnicismi che non sono tecnicismi, era una proposta di legge a firma congiunta tra i 5 Stelle e la Lega. Chi è che parla? Valeria Sudano ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione, perché l'autonomia differenziata non è una prerogativa del governo di centrodestra, è stata sempre da parte di tutti gli esecutivi, a partire soprattutto in maniera concreta dal 2018, è stata un disegno di legge portato avanti da tutti i governi. Io mi ricordo nel 2018 c'è stato l'esecutivo a firma Bressa, tra l'altro entra nelle file del PD, governo Gentiloni, iniziò col preaccordo e poi successivamente c'è stato il governo di centrodestra con la Lega che lo portò avanti, e poi arrivò, pensa
vedo inquadrato, intanto faccio gli auguri all'amico Barbagallo, ad Anthony, però ben sa Barbagallo che poi ci fu il governo Conte che lo portò nell'accordo di governo insieme alla Lega, e poi ancora una volta nell'accordo di governo sempre il governo Conte col PD, Leo ed altri. Quindi non si può dire che il problema sia autonomia differenziata. Noi di Forza Italia diciamo autonomia differenziata sì, ma con, giustamente per come prescrive l'articolo 117, come dice l'articolo 119 per quanto riguarda il problema dell'insularità, rispettare e compensare le insularità attraverso i livelli di prestazione, i livelli essenziali di prestazioni e i livelli essenziali di assistenza, e soprattutto serve perché solamente una regione può gestire fondi extraregionali e sa e conosce quali sono le preoccupazioni della gente, quali sono le esigenze del territorio, che molto spesso sono misconosciute o non sono conosciute appieno dal governo centrale nazionale o comunque dall'Europa. Quindi noi diciamo autonomia differenziata sì, ma ovviamente con le opportune variazioni rispetto, tant'è che abbiamo detto occhio al tempo, Pellegrino, occhio al tempo. Poi una prerogativa, ecco, nel nostro programma parliamo anche di programmi. Noi abbiamo nel nostro programma c'è il commissario unico per quanto riguarda la difesa, perché è assolutamente necessario che non ci sia la Spagna che un giorno si alza e dice io riconosco il regno o comunque lo Stato della Palestina, perché non esiste che ci debbano essere diverse voci negli Stati Uniti d'Europa. E poi per quanto riguarda la sanità, tutto vero, la sanità ha bisogno di ammodernamenti, la sanità ha bisogno di nuove strutture, ha bisogno di personale medico, cercare di perequare le retribuzioni dei medici, questo anche nel nostro programma, le retribuzioni dei medici in relazione ai diversi stati, perché spessissimo in relazione alle retribuzioni dei medici ci sono delle sperequazioni che portano i medici ad andare fuori, e soprattutto cercare di investire fino al 4% del nostro PIL, del PIL in attività di ricerca anche di ricerca e nella farmaceutica, che è una cosa assolutamente importante. Allora la fermo, Pellegrino, perché sennò poi non potrà rispondere alle altre domande, perché le è rimasto veramente poco tempo. Migratori ne parliamo dopo, la fermo, se no finisce tutto il tempo e poi fa lo spettatore, diciamo, non è neanche il caso. I colleghi sorridono, qua c'è una raffica, allora preparatevi la batteria di domande, lo dico a tutte e tre. Noi andiamo in pubblicità subito dopo la raffica di domande dei colleghi Michela Giuffrida, Miriam Di Peri e Antonio Condorelli, dopo la pubblicità. Rientriamo in diretta nella nostra puntata di oggi, l'ultima puntata dello speciale elezioni europee 2024. Allora, parola ai colleghi, partiamo da Michela Giuffrida, poi Antonio Condorelli, poi Miriam Di Peri. Grazie Luca, volevo riagganciarmi un po' a quello che hanno detto tutti i tuoi ospiti. Innanzitutto partiamo dal tema dell'immigrazione per quanto riguarda la valenza del deputato europeo e della delegazione che si spedisce a Bruxelles. Il Trattato di Dublino è stato votato nel 1990, è entrato in vigore nel 1997. Avete idea di quante legislature sono? Vorrei capire per quale motivo di governo in governo, parlo di governo europeo, il Trattato di Dublino non si riesce a cambiare, almeno nella misura in cui l'Italia non venga riconosciuta come paese di primo approdo, perché tutto il nodo sta lì. Finché noi abbiamo un primo approdo che è italiano e non europeo, parlo di Lampedusa per esempio, questa battaglia sarà persa. Per quanto riguarda l'influenza invece dei deputati europei, mi aiuta una classifica autorevolissima di Politico.eu che è uscita proprio questa settimana e che dice che, poco fa si parlava dell'influenza di Francia e Germania, dice che l'influenza dei politici europei, quindi dei deputati europei in
in Europa è al terzultimo posto della classifica. Non incidono. Tanto per dire, la delegazione che va a Bruxelles purtroppo non incide. Mi chiederei di chi è la colpa, se è allora una vai, domande colpa secche a chi? d'Europa, Dirizzale tu, vai. Ecco perché Francia e Germania contano, perché lì il sistema elettorale è diverso e anche la considerazione che c'è verso i deputati europei da parte dei governi nazionali. Non è tutta colpa d'Europa, questo chiederei a agli tutti? ospiti. No, dai, scegli tu, dai, così facciamo più temi. Facciamo uno di centrodestra e uno di centrosinistra, quindi fai tu. No, fai tu, chi ha meno tempo magari. Allora, meno tempo, partiamo da Pogliese che appunto ha affrontato l'argomento, eravamo insieme al Parlamento quando si discuteva di queste cose, ma quando lo cambieremo questo Trattato di Dublino e come a questo punto? Io condivido quello che hai appena detto, ero in commissione Libe, ero membro della commissione Libe che si occupa di libertà civili e di immigrazione e questo tema l'ho posto all'attenzione dei miei colleghi, ma credo che ci sia l'assoluta necessità di invertire la rotta perché noi italiani siamo assolutamente svantaggiati dal fatto che quella impostazione di fatto attribuisce allo Stato di primo approdo l'affrontare l'emergenza migratoria. Abbiamo cercato in passato di modificarlo, non è stato possibile, mi auguro che ci siano condizioni politiche molto più coerenti rispetto a questa assoluta esigenza, credo che sia una proposta anche di buonsenso. Il principio solidaristico rappresenta un elemento fondante del percorso comunitario. In realtà la solidarietà su questo tema noi non l'abbiamo mai registrata dagli altri stati, ecco perché mi auguro che si possa invertire la rotta. Sul tema migratorio, permettimi, dottore Ciliberti, io vorrei però anche esternare alcuni dati rispetto a quello che ha detto Nuccio Di Paola. Noi abbiamo registrato, il dato è aggiornato a 2 giorni fa, una riduzione del 60% degli sbarchi rispetto ai dati del maggio del 2023. Finalmente si stanno concretizzando i benefici di un'attività diplomatica che Giorgia Meloni ha avviato subito dopo l'insediamento da premier della nostra nazione con gli stati nordafricani, con gli stati all'interno dei quali si registrava un flusso di partenza significativo dei flussi migratori. Io credo che l'approccio giusto sul tema migratorio sia rappresentato proprio da questo, cercare di immaginare accordi diplomatici che stanno sortendo effetti sperati e i dati statistici di qualche giorno fa lo confermano. Allora chiedo alla regia, prima della parola a Barbagallo, se mi rimettete quelle grafiche insomma, di Eurobarometro e di SVG che come dire, esprimevano i temi e le preoccupazioni degli europei e degli italiani in qualche modo, per farvi vedere che di fatto poi il tema dell'immigrazione praticamente è completamente sparito dall'agenda politica, cioè non gliene frega molto più niente a nessuno, mentre era un tema, come dire, portante dell'ultima campagna elettorale, proprio perché attorno al tema immigrazione si era costruito, la grafica non la vedo, si era costruito come dire, una narrazione completamente diversa. Oggi gli europei, gli italiani, i siciliani sono preoccupati, come abbiamo visto, da una sanità che non funziona, dagli stipendi che non riescono a bastare, proprio il giornale che Miriam Di Peri rappresenta ha sottolineato come lo stipendio all'interno dell'Italia, lo stipendio di un siciliano è diciamo di 6.000 euro meno rispetto al collega del nord Italia. Ecco, vedete, queste qua sono insomma le motivazioni che spingono a votare, ma nell'altra grafica c'erano appunto i temi di cui i cittadini parlano. Ecco, sanità, nuovi posti di lavoro, diritti ai consumatori, indipendenza energetica, l'energia è un altro grande tema, la difesa e le case green, che è un altro tema. I siciliani in questo caso si dovranno, e gli italiani dovranno rivedere, insomma, secondo la direttiva europea, le proprie case e renderle più smart, più green, ce lo chiede l'Europa, come si diceva una volta, e costerà questa richiesta dell'Europa a ogni siciliano di tasca l'adeguamento di queste materie. Barbagallo, prego. Allora, intanto devo una risposta a Pellegrino di prima, perché il Partito Democratico non ha mai sostenuto l'autonomia differenziata, era il governo Conte 1, non era il governo quando rappresentato dal PD. Certamente
Ovviamente non c'è stata mai una presa di posizione del Partito Democratico sull'autonomia differenziata. Non abbiamo parlato, tra tutte queste categorie di temi, del trasporto pubblico e del trasporto pubblico locale, che viene colpito dal disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata e che in Sicilia ha i dati peggiori di tutta Italia. Ad esempio nella nostra provincia, che qua ci siamo 3 catanesi su 4, per spostarsi oggi dai paesi etnei a Catania ogni giorno 350.000 persone prendono la propria macchina e non c'è un servizio di trasporto pubblico locale che in tutto il paese dopo la casa rappresenta il costo maggiore per tutte le famiglie. Quindi non solo viviamo nella terra con la Tari più alta, con gli stipendi più bassi, con la disoccupazione femminile, con la disoccupazione normale più alta d'Italia. Abbiamo anche questi costi insopportabili legati alla inadeguatezza delle infrastrutture non soltanto stradali ma anche di trasporto pubblico, per non parlare in questo quadro del disastro dell'AST, che è, come dire, un morto che ogni anno in finanziaria regionale ci si riporta all'anno successivo. L'assessore Arrigoni non è stato in grado di proporre una soluzione strutturata. Io guardi, siamo bene o male tutti coetanei qua, ma io da ragazzino quando uscivo da scuola c'era l'autobus che da Cirale mi portava a Paternò, da Cirale mi portava a Caltagirone, e quel servizio oggi non c'è più. Tutti i genitori il pomeriggio lo passiamo accompagnando i figli da un posto all'altro alla città metropolitana, perché Catania è una città metropolitana vera, e il centrodestra non è stato in grado di approntare un servizio di trasporto pubblico tra le principali città, paesi di questa provincia. Ritornando ai dati, oggi il salario minimo, sul salario minimo il PD ha fatto una proposta chiara: no sotto i 9 euro all'ora. Oggi abbiamo alcune categorie che percepiscono, come la vigilanza privata, 4,50 euro l'ora. Siamo ridotti così. Io credo che rispetto a questa proposta il governo Meloni ha preferito girarsi dall'altra parte, rinviando il tutto alla contrattazione collettiva o un lavoro ulteriore in commissione. Serve dare una risposta chiara, perché come dicevo prima i salari in Italia sono tornati agli anni 90 e credo che anche i dati lo confermano. È il tema più sentito, uno dei temi più sentiti insieme con la sanità di queste elezioni europee. Sulla risposta da dare a Michela Giuffrida, io credo in modo evidente che il nostro Paese ha più di un problema con le leggi elettorali, che non riguarda soltanto l'elezione europea, riguarda anche le elezioni politiche, ma riguarda anche le elezioni regionali, dove i continui cambi casacca e questo uso spregiudicato delle preferenze in alcuni casi, che era un tema già posto dai Piersanti Mattarella, dell'eccessiva parcellizzazione dei collegi, oggi esplode in tutta la sua evidenza. Servirebbe una grande stagione dove, non dico tutti i partiti, ma almeno i partiti più importanti, e dico io, ma Salvo Pugliese lo sa, perché anche sul tema delle province io spero che riusciremo ad avviare un confronto sereno, per non parlare del Movimento 5 Stelle, per cui il rapporto per noi è all'ordine del giorno, di trovare la quadra almeno sui sistemi elettorali per garantire nel modo migliore non soltanto la rappresentanza del territorio. Parcellizzazione delle preferenze, cosa intende? Intendo che i 9 collegi divisi nel modo attuale per l'elezione dell'Arso, dove ad esempio il collegio di Enna elegge solo 2 parlamentari, è chiaro che quei 2 parlamentari sono espressione autentica di quel territorio, per cui arriviamo poi all'emendamento per Centuripe, per Nicosia o per Barrafranca, o arriviamo come nella provincia di Ragusa, dove si moltiplica ogni anno il finanziamento di Ragusa Ibla, perché 4 deputati ragusani finanziano soltanto quello. Serve la forza e la capacità di una politica più ampia che tratti tutti gli interessi del territorio regionale e non legata esclusivamente. Una volta era così, no? Il rappresentante ma era così, ma è stato una delle cose che oggi, anche a livello nazionale è stato così. Ma basta guardare la finanziaria regionale per questo insopportabile stuolo di marchette di 3 righe, 300.000 a deputato, 500.000 a deputato, che certamente rompe l'equilibrio e condanna la Sicilia ad essere ancora più povera. Occhio al tempo. Ma servirebbe, onorevole Barbagallo, anche un atto di responsabilità da parte dei partiti nell'individuazione delle migliori candidature, come fanno Francia e Germania, evitando magari i regolamenti di conti interni alle liste, che poi sono sempre quelli che alla fine partoriscono i candidati in lista. O no? Che dice? C'ha ragione pure lei. Antonio. Ci sono materie di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri
per esempio agricoltura e pesca, che però come risultante degli ultimi anni, ovvero di sempre, non hanno un bilanciamento di interessi a favore dei siciliani e devo dire anche degli italiani, quindi agricoltura e pesca. Come si fa a cambiare questo insieme di equilibri nell'interesse dei siciliani e anche degli italiani? Questa è la domanda che io farei a partire da Salvo Pugliese. No, a partire, falla uno, perché hanno tutto il tempo contingentato. E poi io voglio dire ai miei colleghi, scusate, adesso io faccio quello. Ve ne andate sui vostri giornali, sulle vostre cose a fare sempre le cose di gossip della politica, gli chiedete sempre, gli fate il pelo a tutti, adesso siete diventati tutti grandissimi esperti di temi europei. Riportateli a terra, no? Cioè, dopo che parliamo dei massimi sistemi, cioè poi i nostri telespettatori, che sono quelli con cui ci confrontiamo, non capiscono chi hanno di fronte, che proposte hanno di fronte anche su questi temi che riguardano il territorio. Prego, a chi la domanda? Antonio. Salvo Pugliese. Sì, allora, permettetemi prima di rispondere all'importante domanda del dottore Condorelli di fare una riflessione in merito a quello che ha detto Michela Giuffrida. Sottoscrivo in pieno quello che ha detto la Giuffrida, perché noi a livello nazionale probabilmente legiferiamo in maniera un po' eretica, nel senso che in Francia, in Germania, in quasi tutte le nazioni europee, in realtà per individuare i parlamentari che andranno a rappresentare quelle nazioni all'interno del Parlamento europeo si utilizza un sistema a liste bloccate. E cosa fanno le altre nazioni europee? All'interno ovviamente dei partiti scelgono l'esperto di economia, scelgono l'esperto di trasporti, l'esperto di sanità e fanno una valutazione meritocratica in base a quelle che saranno le tematiche affrontate all'interno del Parlamento europeo. In Italia facciamo l'opposto, probabilmente dovremmo, questa è una mia valutazione ovviamente, dovremmo immaginare un sistema con preferenze, ovviamente all'interno di collegi certamente più contenuti rispetto a quelli della Sicilia orientale o della Sicilia occidentale, per la Camera e per il Senato, e immaginare un sistema elettorale diverso, senza preferenze per il Parlamento europeo, per determinare quello che puntualmente accade all'interno. È validissimo il ragionamento, però dico io, le racconto queste cose, lo fate voi trasversalmente in tutti i partiti. Ci sono gli eletti che magari non riescono a rivolgersi, a rifare, a riavere la candidatura, o ci sono quelli come il Movimento 5 Stelle che dopo che hanno lavorato bene per 2 legislature non possono più ricandidarsi, o quelli che in Forza Italia, eletti in Forza Italia, e vengono poi catapultati in altre liste e quindi non possono lavorare più per quel partito e per quelle storie. Cioè è un movimento trasversale. Ci sono quelli che poi vanno in Europa però poi vengono candidati al Senato o alla Camera e lasciano la loro posizione. È chiaro che questa è una posizione di merito legittima. Il problema è il sistema elettorale. Noi abbiamo gli anticorpi in Italia per arginare questo sistema elettorale. Perché non si fa? Perché mettiamo ovviamente i riempiliste in qualche modo che catalizzano preferenze, ma dietro il catalizzatore di preferenze non c'è la competenza. O sbaglio? Non sbaglia, ma si dovrebbe cambiare il sistema elettorale. Nel momento in cui per essere eletti all'interno del Parlamento europeo occorrono 60, 70, 80, 90.000 preferenze, è ovvio che i partiti fanno delle valutazioni in base alle persone più radicate nel territorio. In Germania, in Francia e in Spagna accade l'opposto. Ecco perché, secondo me, bisognerebbe cambiare il sistema elettorale per determinare una più incisività dei nostri parlamentari all'interno del Parlamento europeo. E mi ricollego alla domanda del dottore Condorelli. In realtà l'Italia ha contato poco all'interno della Commissione europea, all'interno del Consiglio e talvolta ovviamente anche all'interno del Parlamento europeo. L'Europa è stata sempre a trazione tedesca e francese, gli interessi tutelati da quelle nazioni legittimamente per loro erano interessi nell'interesse, fra virgolette, perpetrato delle loro nazioni di appartenenza. L'Europa meridionale, soprattutto l'Italia, non è stata adeguatamente tutelata. Io voglio ricordare l'ultimo episodio su questo tema coerente rispetto a quello di cui ha parlato il dottore Condorelli. L'accordo UE-Tunisia del 2016 che ha determinato l'esportazione in Europa da parte della Tunisia di 70.000 tonnellate ai sendazi di olio d'oliva, aggiuntiva a 56.007 di un precedente accordo per aiutare, questo fu il tema posto all'attenzione della Commissione europea, la giovane democrazia tunisina dopo lo scoppio delle primavere arabe. Ebbene, la cosa paradossale di quell'accordo è che quell'accordo non venne imposto dal commissario per l'agricoltura Hogan, l'irlandese Hogan, venne imposto dalla Mogherini,
l'unico ministro italiano all'interno della Commissione europea che era ministro degli esteri, certamente non dell'agricoltura. Sudano. No, io da dove si è riagganciato? No, io intanto sulla composizione delle liste devo dire che non me la sento di dire che in Italia candidiamo una serie di incompetenti al Parlamento europeo, perché non è generoso neanche nei confronti dei candidati e non è neanche così. Io ritengo che l'Italia non ha avuto attenzione vera, il nostro paese non ha avuto attenzione vera nei confronti del Parlamento europeo, e soprattutto che gli italiani, a differenza della Germania e della Francia, non fanno squadra, e quindi anche su temi importanti si continua a fare passerelle, si litiga invece di fare squadra tutti per cercare di trovare una soluzione per il nostro paese. Quindi, al di là del sistema elettorale, io penso che anche una persona che fa politica possa avere l'esperienza e la competenza e il merito di affrontare determinati temi. Non è detto che l'esperto che ha solamente studiato e che non conosce magari la vita reale. Scusi, la interrompo. Guardi, io mi posso permettere, perché ho qua Michela Giuffrida. Michela Giuffrida, prima di andare al Parlamento, ma non è questo il punto, Luca, scusami, dobbiamo ricondurre ai fatti la cosa. Non si entra nel merito della competenza appunto perché è importante. Ma non è una questione di non è una competenza della persona. Perché l'Italia è al terzultimo posto per influenza, e perché secondo me è molto distante dalla realtà dire che adesso cambierà tutto. L'Europa è governata, c'è un governo in Europa che da 50 anni è un governo che mette assieme il PPE, SD e i liberali. Quindi dobbiamo discutere del fatto se sarà possibile con questa legislatura, il grande tema della Meloni, che cambi la maggioranza in Unione Europea. Ricordo che da 50 ma è veramente improbabile che cambi, perché i presupposti ci sono tutti, anche ma non parlo di risultati elettorali, negli assetti dei grandi numeri. Riuscirà a cambiare la maggioranza in Unione Europea? Lo vedremo il 10 giugno. E da lì discende quanto influisce l'Italia, perché dobbiamo ricordare che Francia e Germania aderiscono sempre a questo tipo di maggioranza. Chiarissimo il discorso. Io facevo un altro discorso che era totalmente diverso. Prendo l'esempio della mia amica e collega Michela Giuffrida, che faceva la giornalista. Quanto tempo ci ha impiegato per capire come funzionavano? Dipende da quanto lavori, dipende se ci vai ma davvero. Quanto tempo ci ha impiegato? Tu arrivavi là da novizia e ci avrai impiegato almeno un anno per capire come funzionavano i sistemi. È un anno perso, è un anno buttato. Basta vedere poi l'attività parlamentare che si fa. Ecco perché non c'entra con la persona in sé. Certo, se poi uno si candida e non va in Unione Europea, lascia il posto a un altro, abbiamo già dato la risposta. Poi dopo che hai acquisito le competenze, ovviamente c'è il problema appunto che ti devi confrontare con le migliaia e migliaia di preferenze, e molto spesso questo percorso si interrompe. Ho fatto l'esempio con te che non sei in questo momento appartenente ad alcun partito. Miriam. Luca, ecco, sono stata abbandonata. Allora, non c'eri più, non ti ho vista, vai. Torno ai temi localissimi, è cascata la linea, a un certo punto mi scuso. Torno ai temi localissimi e povera Valeria Sudano, no, in realtà non sarà neanche particolarmente cattiva. D'accordo, Salvini sta facendo questa grande campagna elettorale molto animata dal tema del ponte, torna spesso in Sicilia, è come dire, poi Salvini parla come tutti i leader nazionali in una comunicazione che è sostanzialmente unidirezionale, non c'è il confronto. Voi dirigenti della Lega siete quelli che invece ci mettete la faccia, siete siciliani, parlate con la gente, e io sono sicura che in tantissime interlocuzioni con i vostri elettori, magari voi avrete parlato di ponte e gli elettori avranno alzato il ditino facendovi notare: ma guarda che c'è la trazzera rotta, giusto per fare l'ultimo esempio in ordine cronologico. Ieri abbiamo avuto Giuseppe Conte a Corleone. Ci ha messo 2 ore da Castelvetrano, si è perso ed è arrivato con 2 ore di ritardo, perché il TomTom faceva fare una strada che arrivato a un certo punto non era più percorribile. Bisogna affidarsi ai deputati locali però in questo caso, perché insomma non c'era di palla. Non c'era di palla. Andiamo, domanda, che siamo agli sgoccioli, vai. Sì, vado velocissima, però ecco c'è un tema di concretezza. 2 settimane fa è morto un uomo a Palermo perché si è aperta una voragine. C'è un tema delle infrastrutture che in Sicilia è un tema enorme, ma come la giustificate la storia del ponte alla gente che poi cammina nelle trazzere? Qual è la risposta credibile che riuscite a dare?
Si sta nervosendo, muove il piede su e giù. No, intanto devo dire che possibilmente frequentiamo persone diverse, perché le persone con le quali parlo sono entusiaste del ponte. E poi sinceramente questa manfrina che mancano le strade, mancano le infrastrutture e quindi non si deve fare il ponte perché prima dobbiamo fare altro, è una cosa che non si può sentire. Io non credo che non si possano fare le strade, i ponti, le dighe, l'infrastrutturazione per i problemi di protezione civile che abbiamo, la rete idrica, tutto quello che serve, e contemporaneamente si può fare anche il ponte. Tutto nel paese abbiamo fatto delle opere importantissime, sono stati spesi miliardi e nessuno si è scandalizzato per questo. Io trovo scandaloso che si debba dividere il paese ideologicamente sul ponte sì, il ponte no. È un'infrastruttura, non capisco come si può essere contro le infrastrutture del nostro paese, è un acceleratore di sviluppo non soltanto per la Sicilia e la Calabria ma per tutto il paese, è sicuramente un'opera importante, non veramente faccio difficoltà a comprendere quale sia il problema sul ponte. E tra l'altro il ponte, proprio perché mancano le strade, le autostrade, mancano l'alta velocità, manca tutto quello che manca, che sappiamo in Sicilia, e certamente, ripeto, non manca perché da 1 anno e mezzo governa il centrodestra, ma perché sicuramente questi investimenti non sono stati fatti neanche nel passato. E qua vorrei dire anche che i miei colleghi Anthony Barbagallo e Nuccio Di Paola, c'è stato un momento storico che anche loro erano per il ponte, il PD è stato per il ponte per tantissimi anni, il Movimento 5 Stelle propose addirittura il ponte sottomarino. Il PD l'ha detto qua, Barbara, mi corregga se sbaglio. Quindi io ho fatto a domanda precisa, anche questo è il gioco delle parti che a domanda precisa Barbara ha risposto: siete contrari a questo ponte? Noi non siamo contrari al ponte, siamo contrari al ponte di Salvini. Quindi quindi va bene che il ponte di Salvini, che è lo stesso ponte che ha vinto una gara anni fa e che il governo Monti ha cancellato dal nostro paese. Quindi io sinceramente sul ponte trovo soltanto, diciamo che l'altra sera siamo stati a Messina e c'erano più di 2000 persone in una manifestazione, mentre manifestavano in ponte erano soltanto 19. Quindi sinceramente non credo che sia un tema che appassioni i siciliani negativamente, ma penso che sia un'opera utile alla nostra terra. Chi c'è? Antonio, prego. Allora, io credo che c'è un grande problema, ed è evidentissimo, e emerge anche dai sondaggi, che è quello delle infrastrutture siciliane. Ancora oggi il governo Meloni non ha finanziato un'opera in Sicilia. Non ha finanziato la Nord-Sud, non ha finanziato il raddoppio alla Paternò-Adrano, il completamento della Siracusa-Gela non solo non lo finanzia, definanzia pure la Modica Scicli, non finanzia la Marsala-Mazzara e non finanzia la Palermo-Agrigento, che sono le 5 opere che cambierebbero il volto almeno delle infrastrutture siciliane. In questa provincia non finanzia il nodo Catania, che è quello che connetterebbe l'anello ferroviario veloce con l'aeroporto e con la linea della Circumetnea. Queste sono le opere che servono e che sono le opere prioritarie a detta anche della regione che le ha proposte e delle città metropolitane che le hanno proposte. Ancora non è arrivato un euro, quindi io credo che su questo, quando arriveremo, saremmo noi i primi a dire meno male sono arrivati i soldi. Nelle more quello che dice la Di Peri è verissimo, perché c'è un malcontento diffuso. Dopodiché io credo, ed è evidente, che se quel modello, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, a noi non ci convince il ponte di Salvini, perché per ora è soltanto uno stipendificio per gli amici degli amici e per qualche consulenza di troppo che sta volando dalle parti, come hanno denunciato anche alcune autorevolissime trasmissioni come Report. Se qualcuno è convinto in Sicilia del modello di ponte di Salvini, voterà la Lega, e questo è chiarissimo. Diversamente io credo, come per noi è evidente, che il vento sta cambiando e i siciliani si aspettano opere utili e opere che servono per la vita di ogni giorno, che è certamente più urgente e cautelare rispetto ad altre idee. Scusi se mi permetto, però al di là del ponte, nel frattempo in Sicilia sono state, non è vero che non sono state finanziate opere, sono state finanziate dighe, sono state finanziate autostrade, sono arrivati i soldi per l'A19, per la Catania-Messina, quindi non è vero quello che dice il collega Barbagallo, i finanziamenti sono arrivati proprio ieri, sono stati raccontati i 41 miliardi di investimenti e di finanziamenti che devono essere fatti in Sicilia. Quindi sinceramente parlare del ponte come una cosa che eleva i finanziamenti per le infrastrutture in Sicilia è una cosa che è soltanto da campagna elettorale. Io, visto che sono stato tirato in ballo sul discorso del ponte,
dico questo, il Movimento 5 Stelle, il Presidente Conte non ne ha mai fatto una questione ideologica. Noi non accettiamo che vengano scippati 1 miliardo e 300 milioni di euro di fondi FSC, fondi che sono dei siciliani proprio per migliorare quelle infrastrutture, e vengono invece presi dal governo di destra, dal governo Meloni, da Salvini, e mi dispiace dirlo con quella baggianata della sottoscrizione di 2 giorni fa da parte del Premier Meloni al teatro a Palermo, con 1 miliardo e 300 milioni di euro che in questo momento sono stanziati in quel ponte che ad oggi ha dei difetti procedurali nel progetto stesso, e non lo dice Nuccio Di Paolo del Movimento 5 Stelle, lo dicono tutte le commissioni che in questo momento stanno valutando quel progetto, che è un progetto vetusto e che non vedrà mai la luce. Io diciamo così, a precisazione dico, ci sono gli ingegneri però a domanda precisa che dicono che questi rilievi vanno guardati nel tempo, cioè non è detto che il rilievo che viene fatto oggi e che si presenta oggi sia lo stesso che poi si presenterà tra un paio d'anni, perché cambiano le condizioni. Questo dico a testimonianza e a precisione. Pellegrino, prego. Sì. Sulle infrastrutture mi sembra un tema importante. Con queste... Sì, brevissimo. Con queste considerazioni giustizialiste e complottiste, secondo, o comunque populiste, non si sarebbe fatto neanche il traforo del Freius, perché tanto ci poteva arrivare comunque all'estero, non si sarebbero fatte le grandi opere. Ma che vuol dire? Noi siamo in questo momento non solo ideologicamente ma anche fisicamente divisi dal resto della penisola, quindi noi siamo, cioè la struttura, la grande struttura del ponte è per noi, soprattutto per noi di Fratelli d'Italia, un'opera assolutamente necessaria per ristabilire Forza l'unità Italia. Forza Italia. No. O mi è sfuggito qualche passaggio, perché... Però siamo anche noi d'accordo, Siamo tutti d'accordo. Prego, Pellegrino, continua. E voglio dire un'altra cosa, noi siamo stati la stazione appaltante, la Sicilia è stata la prima stazione appaltante d'Italia, perché noi abbiamo speso 12 miliardi per le opere infrastrutturali e sono stati avviati i lavori per la Palermo-Catania-Messina, e abbiamo avuto, c'è ormai già l'autostrada che arriva a Modica. Insomma, la situazione mi pare che non sia quella che viene rappresentata dai nostri amici. La situazione è assolutamente allora la fermo, Pellegrino, perché poi le serve qualche... Onorevole Pellegrino, lei è di Trapani, per arrivare a Ragusa ci mette mezza giornata. Ecco, io sono di Trapani e proprio per questo dico che già abbiamo per la Trapani-Palermo via Milo è già stata definita l'elettrificazione della ferrovia. D'altra parte migliaia di chilometri non possono farsi in 1 anno, in 2 anni, ma questo è un fatto, solo i cinesi ci possono riuscire. Ma le opere sono state già avviate, gli ammodernamenti sono stati avviati, i 12 miliardi sono stati già spesi. Fermi là, perché poi mi servono secondi. Pellegrino, si conservi qualche secondo. Aspetta, Miriam, fermi un attimo. Allora, siete livellati. Pellegrino, questi glieli regalo io, tanto non si sente. Allora, fermo là, Pellegrino. Guardate, si sta scaldando Pellegrino, fermo, non la sentiamo più. Non la sentiamo più. Le l'ho interrotta io, perché così si conserva qualche secondo per parlare della lista, per dire agli elettori perché devono andare a votare Forza Italia col simbolo Berlusconi alle prossime elezioni europee. E io però, prima di andare in pubblicità, visto che voglio livellare un po' tutti sui tempi, volevo chiedere a Di Paola, sta storia del reddito di cittadinanza. Voi insomma qui al sud avete riscosso sempre grande consenso proprio sul reddito di cittadinanza. Finito, cioè la Meloni vi ha tolto il reddito di cittadinanza, adesso voi avete rilanciato reddito di cittadinanza europeo. Diciamo, è ancora questo il claim della vostra campagna elettorale? Ma non è un claim, noi dobbiamo dire chiaramente ai cittadini che ci sono persone che vivono in condizioni di difficoltà e di povertà assoluta, povertà economica, e che ad oggi non hanno un lavoro, e non mi pare che il governo Meloni stia facendo misure per la Sicilia per sviluppare il lavoro. I posti di lavoro in Sicilia non sono aumentati, quelle persone che oggi non hanno una copertura economica, e il governo Meloni ha distrutto il
poco welfare che si era riuscito a creare con grandi sacrifici da parte del governo Conte. Oggi tantissimi siciliani stanno aspettando proprio quei corsi di formazione che la Meloni tanto foraggiava e di cui dovevano essere dare un minimo di emolumento, che ancora qui in Sicilia non sono partiti, e c'è il governo Meloni di centrodestra a livello nazionale e il governo di centrodestra a livello siciliano che non sono riusciti ad oggi a far partire i corsi, e c'è gente che in questo momento non ha i soldi per mettere il piatto di pasta sulla tavola. Non è propaganda, non è claim. Oggi il welfare siciliano, il welfare italiano è stato completamente distrutto da un governo di centrodestra che non pensa alla povera gente, quella povera gente che spendeva qui in Sicilia, ricordiamolo ai cittadini, 1 miliardo di euro l'anno, che andavano ai nostri negozi, agli alimentari, alle farmacie, e che oggi quel miliardo di euro non c'è più qui in Sicilia, è stato trasferito in altre regioni del nord, è stato trasferito in altre misure, e quel miliardo di euro che prima veniva speso tramite quella tessera gialla che dava la possibilità ai siciliani di avere un minimo di dignità e di essere liberi, oggi quel miliardo di euro qui in Sicilia non viene più investito. Dice, non viene più speso, non è che l'avete tolto e si rispende, ma non c'è più proprio. Non c'è più un'altra misura compensativa. Non c'è più un'altra misura compensativa. Allora, andiamo in pubblicità, guardo la telecamera da questo lato, andiamo in pubblicità, ci fermiamo, poi andiamo a chiudere nell'ultima parte della nostra trasmissione. Questi tempi, avete pochi secondi a testa, la Sudano forse ha qualche cosa in più per presentare le liste. Vi faccio poi una domanda rapidissima, anzi preparatevi risposte rapidissime, che riguarda la riforma della giustizia. Vorrei un vostro parere su questa, visto che siete i principali partiti, diciamo, su questa nuova riforma. Pubblicità. Rientriamo in studio. Prima della pubblicità avevo chiesto a tutti un'opinione sul tema della riforma della giustizia. Rimettiamo i tempi, è importante, lo dico alla regia, perché siamo tutti sulla soglia ormai del tempo massimo raggiunto. Eccoli qua. Pogliese ovviamente non le chiedo niente, perché diciamo fa parte del... O vuole parlare della riforma? Anche perché mancano 31 secondi. Della riforma Nordio. Siete voi che la volete con il governo di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Barbagallo, lei qualche secondo, diciamo, sulla separazione delle carriere, ritiene giusto o sbagliato, insomma? Dico che è sbagliato e serve un altro modello di paese, che non è quello di un accordo fatto dai 3 partiti di maggioranza su 3 riforme che stanno spaccando ancora di più il paese: l'autonomia differenziata, il premierato e la separazione delle carriere. Chiedo alla regia di mettere gli ultimi 40 secondi. Io devo una risposta, perché quello che è stato firmato lunedì scorso a Palermo dell'FSC è il libro dei sogni. Le vere opere che servono alla Sicilia ancora non arrivano, soprattutto ad esempio sul tema della siccità. Siamo in una situazione gravissima. Il commissario per l'emergenza ha individuato 27 opere, ma non ne ha finanziata ancora concretamente neanche una. Le strade continuano ad avanzare, non piove da mesi, e il risultato è che il governo regionale e nazionale non sono in grado di cavare un ragno dal buco e finanziare interventi utili, come ad esempio quello di Ponte Barca o del lago di Lentini, dove si perdono centinaia di litri di acqua al secondo. Sulla lista sono noti i nostri candidati, è una lista che mette insieme storia e competenze, con la nostra segretaria che bisogna, ve lo ricordo a tutti, votare. Basta scrivere Elli, perché si vota con la preferenza. Come Giorgia. Elli. Prima ci hanno criticato, poi utilizzano lo stesso schema. Abbiamo un cognome difficile. Quanti parlamentari eleggerà il Partito Democratico, secondo lei? Ma io non ne faccio pronostici, io sono fiducioso e ci sentiamo col vento in poppa. Onorevole Sudano. La riforma della giustizia era nel nostro programma elettorale, quindi credo che gli elettori ci hanno votato per fare la separazione delle carriere. Non credo che sia la riforma che risolverà tutti i problemi della giustizia del nostro Paese, anzi penso che per prima cosa si dovrebbero mettere somme per fare concorsi e inserire nuovi magistrati, diciamo, che possano in questo modo, nuovi cancellieri, tutto quello che gira attorno al processo, proprio per snellire tutto l'arretrato con più personale. Non è, diciamo, un blitz contro la magistratura, secondo... Era nel programma elettorale che gli italiani hanno vinto il centrodestra. La lista, onorevole Sudano. Allora. La lista è una lista, devo dire, fatta da una squadra di deputati, senatori, di esperienza, ecco, di merito, di persone che si stanno spendendo in questa campagna elettorale con grande entusiasmo, con difficoltà, perché è inutile fare finta che non è semplice, fare capire che la Lega non è più la Lega Nord, ma che, anzi, ringrazio qua pubblicamente Matteo Salvini, che ha avuto il coraggio, anche perdendo dei voti a livello
nazionale al nord del paese, ha puntato su un partito nazionale facendo far sì che ci sia una squadra nei territori che hanno come comune denominatore la politica del fare e la conoscenza dei territori. Bene, questa era la lista della Lega, anche a lei faccio la stessa domanda, vi davano per spacciati addirittura sotto la soglia qui in Sicilia, cosa puntate voi? Mi successe questa cosa nel 2012 con Cantiere Popolare e poi diventai deputato regionale. Vabbè, Pellegrino, allora, lista Forza Italia, ci avete ancora Berlusconi, tutti dicono che questo qua è un escamotage, perché ancora Berlusconi solleva, diciamo, un moto popolare d'affetto. No, per noi la riforma della giustizia e la separazione delle carriere era la madre di tutte le riforme, perché non bisognava e non bisogna essere governati da poteri diversi da quello che sia il potere legislativo. Ha finito il tempo, Pellegrini, ha visto, ha finito il tempo, gli avevo detto, ha finito il tempo. Non posso andare... Non posso andare oltre, c'è la par condicio, cambiate questa legge alla par condicio e poi ne riparliamo. Cioè, sta a voi. Questa è la lista, Caterina Chinnici capolista, insomma, e poi tutti gli altri, anche qui, insomma, correnti interne, posizionamenti vari. Che abbiamo poi? Nuccio Di Paola, allora, Nuccio Di Paola, Movimento 5 Stelle, mettiamo subito la lista, riforma della giustizia e poi subito la lista. Sulla riforma della giustizia la nostra posizione è chiara, c'è proprio un attacco da parte del centrodestra. Tanto scusi Di Paola, voi avete puntato sulla legalità in questa lista. Sì, no? dico, c'è un attacco, dicevo, da parte del centrodestra alla giustizia e vediamo in base anche alle indagini che ci sono state in questi ultimi mesi che noi lo diciamo ai siciliani, ma lo diciamo anche agli italiani, sembra che stia arrivando una nuova Tangentopoli. Allora la politica deve arrivare prima, non è possibile che arriva poi la magistratura. E io ho seguito alcuni interventi da parte di Roberto Scarpinato al Senato, io ho seguito gli interventi dove i senatori del centrodestra uscivano addirittura dall'aula del Senato, quando Roberto Scarpinato diceva in maniera chiara che in questo momento si sta attaccando la giustizia e non gli si sta permettendo poi di fare il ruolo per cui il ruolo importante di gestione anche democratica del nostro paese. E noi come rispondiamo a tutto questo? Abbiamo fatto la proposta e io sono contentissimo che Giuseppe Antoci abbia accettato e si è iscritto al Movimento 5 Stelle, è il nostro capolista, è quello che ha fatto il protocollo, la personalità che ha fatto il protocollo. Quanti ve ne aspettate? 2 o 1 o 3? Io mi aspetto, perché sono un inguaribile ottimista, che il Movimento 5 Stelle in Sicilia sia primo partito. Primo partito. Prima di andare da Pugliese, Pellegrino, voi che siete là, ballate, 1, 2, quanti europarlamentari vi aspettate voi alla lista di Forza Italia? 2. Chiarissimo. Salvo Pugliese, allora, siamo sulla lista, siamo a chiudere. Una lista molto forte, rappresentativa dei vari territori. Abbiamo il vento in poppa, riteniamo di poter conquistare dai 2 ai 3 seggi. Lunedì sera facciamo il nostro, come dire, la nostra analisi del voto in prima serata, quindi do già anche un appuntamento ai nostri telespettatori, quindi questo è l'appuntamento, ai nostri opinionisti, anche a voi ovviamente. Che si vota 8 e 9 giugno, sabato pomeriggio e domenica. Ricordo, giusto che Eva Sudano mi suggerisce ovviamente di ricordare che si voterà sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, quindi 2 giorni. Attenzione, ricordo, andate a votare tutti, perché questo è un esercizio di democrazia e poi l'Europa con la preferenza di genere, suggerimento di Barbagallo, mettiamo la vignetta di Barbagallo così lo facciamo sorridere, non l'ha vista prima. Si può votare con 3 preferenze, non tutte dello stesso sesso, 2 donne, non tutte dello stesso sesso, detto prima una donna e 2 uomini, un uomo, va bene, insomma, quella avete spiegato bene. Potete anche votare il simbolo se volete, e se non volete scegliere la preferenza. Barbagallo, questa è la vignetta che ha fatto Totò Calì prima che lei arrivasse, eccola qua, è diventato papà, Barbagallo diventa papà, vedi se riesci a farla dormire tu, evidentemente la sua compagna parla, sta stronza non si addormenta, rifacendo ma come stronza, non mi dire che è di Fratelli d'Italia. Basta così, chiudiamo così. Grazie Miriam Di Peri, grazie Michela Giuffrida, grazie Antonio Condorelli, grazie a Stefano Pellegrino, grazie a Nuccio Di Paola, grazie a Valeria Sudano, grazie a Antonio Barbagallo, grazie a Salvo Pugliese. Appuntamento con il punto sabato prossimo, con lo speciale elezioni lunedì in prima serata. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti, buon fine settimana.